de que servem a tarde e passagem. Pode ser que não venha mais, que não voltar nunca mais, de que servem as flores que nascem pelo caminho. Se o meu caminho é sozinho, é nada. Buonasera, vi do un attimo ancora per sistemarvi. Ci siamo. Allora, settimo appuntamento della 32esima edizione di Nuoro Jazz. Come ho detto tutte le sere, quest'anno non abbiamo potuto fare il seminario, quindi abbiamo pensato comunque di proporvi i concerti fatti con i nostri insegnanti, ogni giorno con un gruppo di insegnanti o con un progetto degli insegnanti del nostro seminario. Vi voglio ricordare che l'opera che vedete qua a fianco è sempre ideata dal collettivo Idem Studio, che sta esponendo presso la galleria Manca Spazio, nella chiesa, adiacente alla Chiesa del Rosario. Allora, che dire di stasera? Il concerto di stasera è a nome di Enrico Merlin, che è il nostro insegnante di storia della musica, che all'interno del seminario appunto di Nuoro Jazz tiene delle lezioni sulla musica jazz, sulla storia della musica jazz, ma non solo, anche con alcune monografie e con dei musicisti che in qualche maniera sono anche vicini al jazz, non proprio jazzisti, ma ha fatto delle monografie particolari anche su musicisti vicini al jazz. Questa in particolare è una produzione proprio per Nuoro Jazz, una produzione dedicata a Monk, con gli arrangiamenti ideati da Enrico, con un ospite speciale, per noi speciale, sono speciali tutti in realtà, ma Matteo Pastorino è un musicista che è nato proprio qua ai seminari di Nuoro Jazz e ha continuato la sua carriera a Parigi, e tanti anni che vive là, ha delle grandi collaborazioni, è una carriera veramente avviata. Vi presento intanto i musicisti, perché fa veramente freddo, non voglio farvi aspettare troppo per il concerto, quindi li presento a ritroso perché c'è bisogno di preparare alcune cose. Quindi, allora, Bachisio Pischedda alla batteria, Vito Cauli alla batteria e percussioni, Edoardo Meledina al contrabbasso e alle camicie sgargianti, ha avuto vergogna e si è cambiato la camicia, aveva una camicetta fantastica per fare delle bellissime figure. Matteo Pastorino ai clarinetti, Enrico Merlin a tutto. Man mano che andrete a sentire la musica e a scoprire il mondo che Enrico ci regalerà stasera, lui vi
Sicuramente con una dialettica insomma, più bella della mia riuscirà a spiegarvi cosa tutto sta succedendo sul palco. Buon concerto a tutti.
Grazie a tutti, buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con questa temperatura veramente più alpina che sarda. Io vengo da lì e quindi per me è uguale, però mi rendo conto che per voi è un po' diverso. E davvero, grazie, sono felicissimo, veramente felicissimo per questo sforzo che è stato fatto dall'ente musicale, Nuoro Jazz, Angelo Palmas in primis e Salvatore Maltana, di lo stesso, come ha detto in apertura, di lo stesso fare i concerti anche in questa situazione così un po' insomma complicata per vari motivi. Il fatto che mi abbiano invitato con un progetto a cui tenevo moltissimo proprio perché insomma è fatto con allievi e ex allievi che ho conosciuto nel corso di questi seminari, che mi sono piaciuti nelle jam session che facevamo fino al mattino praticamente qui sotto, dopo i nostri seminari, e poi incontrare Matteo Pastorino che io ho conosciuto con un concerto di Nuoro Jazz, e successivamente alle jam session, quando ci siamo trovati, abbiamo scoperto che fare casino insieme ci piaceva moltissimo, perché lui suona uno strumento delicato e voglio dire dolce, uno dei miei strumenti preferiti, che non è quello che è in mano ma l'altro, il clarinetto basso. E quindi l'idea è che non suoni questa sera, l'hai portato solo perché è bello, e quindi no, e l'idea di fare della musica di Monk, che è fra i compositori jazzistici è uno dei più balordi, per così dire, uno di quelli che
tutti dicono Monk è un grande, però poi alla fine quando suonano la sua musica pochi insomma, lo amano veramente fino in fondo. E io lo amo la follia e l'idea è quella di arrangiare la sua musica e trasformarla come però attraverso le esperienze nostre. Loro sono giovani, io ormai sono un ex giovane, com'era? Differentemente giovane. E quindi l'idea è appunto quella di suonarla attraverso le esperienze di quello che è successo negli ultimi 50 anni nella musica. E il primo brano era Abide With Me, che è una specie di inno episcopale che Monk aveva arrangiato per un disco straordinario con Coleman Hawkins e John Coltrane. Forse lo conoscete il disco dove lui è seduto su quel carrettino rosso, che mi piace da matti questo pezzo. Io ogni volta verso la lacrima, quindi ho detto perché non provare ad arrangiarlo per un organico balordo come questo, come vedete già il fatto delle 2 batterie. E il secondo pezzo era un arrangiamento come se i King Crimson suonassero Blue Monk. Il prossimo pezzo è un altro classico del repertorio monchiano, uno dei pochi pezzi che vengono suonati da tutti, ma credo nessuno l'abbia mai suonato, come se fosse un brano medio orientale. Quindi vi portiamo con noi in questo viaggio attraverso il tempo e lo spazio, tutte le cose di cui non avete bisogno, invece io vi dico tutte le cose di cui voi avete bisogno, well you needn't, questo è il nostro well you needn't.
Grazie mille. Matteo Pastorino. Yep. Il prossimo pezzo è uno di quelli che sono quelli definiti i pezzi incasinati di Monk, per cui io non lo suono, tanto sono il capo, quindi faccio quello che voglio. Quindi il lavoro sporco è tutto nelle mani della potente sezione ritmica. Come avete sentito in mezzo qua in questo pezzo che abbiamo suonato, se qualcuno conosce i Caius avrà riconosciuto un po' di stoner. Nel prossimo pezzo c'è anche qualcosa che invece ha più a che fare con un'altra fase di quel post-hard rock, ma lo sentirete quando arriva, se arriva, perché non è detto che arrivi. E quindi vi lascio nelle sapienti mani del maestro, si arrabbia sempre moltissimo quando chiamo maestro, Matteo Pastorino, che insieme a Vito Cauli e Edo Meledina vi introdurranno nel fantastico mondo dell'evidenza.
Bene, e ora faremo una cosa un po' particolare, nel senso che vi abbiamo portato nel mondo di Monk quasi filologicamente per una parte, e adesso scendiamo lungo la linea del tempo ancora e vi portiamo sulle rive del Mississippi, come se Monk avesse potuto suonare con qualche musicista come Charlie Patton o Blind Lemon Jefferson. E quindi faremo questo pezzo praticamente acustici, e chissà se riuscirete a vedere le rive del Mississippi. Il clima non aiuta però. Lamentare.
Pischedda alla scatola, Bacchise Pischedda, spazzole e scatole, fondamentale. Qua il Canada, e grazie a Matteo per questo gioco. Continuiamo nella nostra versione elettrica con questo che è una suite di 2 brani, un brano mio che è dedicato che ho scritto molti anni fa, dedicato al periodo di On the Corner di Miles Davis, ma che quando mi sono messo a studiare la musica di Monk e anche a scegliere il repertorio mi sono accorto che praticamente la frase era identica ad un blues di Monk che non conoscevo e che mi ha detto Matteo, ma lo conosci quel blues che è sempre uguale, che non cambia mai? Dico no, e che quando mi sono messo a suonare ho detto, questo lo conosco, ho già scritto io, e quindi abbiamo fatto una medley di questi 2 pezzi, e quindi questo pezzo si chiama Ritual, la prima parte, e la parte dopo si chiama The Blue Hawk, e quindi il falco triste, che volerà però felice sopra di noi, anche perché siamo quasi tutti in blu e nero qua, quindi è perfetto. Maestro, lei è a posto? Fantastico. Piove? No, cosa fa? Nevica?
Grazie a tutti, grazie a tutti. Matteo Pastorino, clarinetto basso. Vito Cauli, batteria. Edoardo Meledina, basso elettrico, contrabbasso, elettroniche. Bachisio Pischedda, alla batteria. Enrico Merlin. Bene. Vi ringrazio tantissimo, è stato molto emozionante per me, sono molto felice perché veramente... Vabbè. Io ringrazio tantissimo perché sono stati sottoposti a 3 giornate di torture, come avete capito la musica è un po' complicata, piena di incastri, di robe assurde che si muovono in 100.000 direzioni diverse. E insomma 3 giorni di massacro per questi ragazzi fantastici. Matteo ha giocato con me a fare un po' il coach e un po' a cercare di dirigere. Ieri sera alla fine delle prove si è perfino tagliato l'indice, si è fatto un taglio sull'indice e aveva paura di non poter suonare il clarinetto questa sera, pensate, quindi insomma sanguini? Il blood, sweat and tears. Sangue, sudore e lacrime. Grazie a tutti, continuate a seguire il festival, continuate a seguirci e davvero grazie, molto 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 bello per me tornare a Nuoro con un progetto con i ragazzi. Insomma, noi facciamo formazione, quindi credo che sia importante fare questa cosa anche con i ragazzi. Grazie a tutti, grazie. Grazie ancora a tutti, buonanotte. Va bene, allora grazie, lo so, sono tutti i nostri amici che gli abbiamo pagato tutti il biglietto per venire questa sera. Grazie davvero. Sì, adesso ricominciamo da capo, facciamo tutto il repertorio. Sì, no, facciamo questo bis esatto che finisce giovedì, quindi spero abbiate preso ferie perché insomma. Sì, mi piace mandarvi via, salutarvi insomma con questa ultima composizione mia che appunto era all'interno di questo pezzo che si chiama Reflections di Thelonious Monk ed è un brano che ho scritto proprio per Nuoro e non ha ancora un titolo, ma a questo punto credo che no, potrebbe, non so, ci penserò, ma potrebbe essere proprio dedicato proprio a Nuoro. Quindi vi ringrazio tantissimo e spero che vi piaccia. È un pezzo che appunto l'abbiamo appena suonato, se non ve lo ricordate, così ve lo ricordate, poi ve lo portate a casa nel cuore e ci dormite sopra un pochino. Grazie a tutti di nuovo.
Thank you.